quest'anno, per la terza volta, siamo ospiti alla Catene Futura al Parco delle Catene. Questo evento di primavera ci dà modo di poter cominciare anche i nostri eventi e partecipare numerosi a questa manifestazione. Noi siamo per il terzo anno che siamo qui, sempre in collaborazione con Nuova Catene Futura, e il prossimo anno speriamo di essere ancora più numerosi e fare questo evento che ingrandisca sempre di più per il comune, per le famiglie, per la gente che c'è intorno e che ci viene a vedere. Take obligations, now we go. Get lost, get a job, don't stop. They say you must be to a man, and then they say we'll fix you up. Oh. Siamo riusciti a organizzare Nuova Catene Futura, il terzo raduno dei veicoli americani in collaborazione con i Bad Brothers. Terzo raduno di primavera al Parco Catene, che ha visto la partecipazione di circa una cinquantina di veicoli e ritrovo del Fiat Maestre 500 con iscrizione di circa 80-90 veicoli. Siamo pronti anche per organizzarci per l'anno prossimo. Ringraziamo in particolare l'associazione Bad Brothers per l'evento e per l'impegno che ci è stato concordato. Per quest'anno ringraziamo il comune che ci appoggia per questi eventi, in particolare ringraziamento alle forze dell'ordine, perché senza le forze dell'ordine l'evento non sarebbe riuscito così bene, e ringraziamo tutto lo staff, i partecipanti e l'organizzazione di Nuova Catene Futura. Una terza edizione assieme ai ragazzi di Marghera, festa che si ripete per la terza volta con grande successo e che va all'applauso di tutta questa nostra amministrazione che ha cercato di sostenerla per come ci era possibile ovviamente, ma molto bravi nell'organizzazione e soprattutto devo dire che sono veramente numerosi e quindi credo che questo sia un successo che derivi appunto da una buona organizzazione e dal fatto che la gente ritorna nelle nostre strade, nelle nostre piazze a vivere con entusiasmo e passione tutti gli eventi che si sviluppano sul territorio. Dimenticavo di dire una cosa importante, ricordatevi che il 7 e 8 di ottobre ci sarà a Jesolo, sulla spiaggia del Faro, il Daytona Beach, dove ci saranno macchine e moto che correranno sulla spiaggia del Faro, con raduni di auto, macchine, moto, camion, biciclette e quant'altro.